Buona domenica e benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Nuova spettacolare attività eruttiva dell'Etna dal cratere Voragine, fontane di lava anche di 10 km. Situazione drammatica a Zafferana, investita da ceneri e lapilli. Ingenti i danni anche alle auto, drammatico appello del sindaco. Ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Catania. Affonda un'imbarcazione di migranti al largo di Siracusa, 2 morti e un disperso, malgrado i soccorsi della Guardia Costiera. La tragica denuncia di 2 genitori, il nostro bimbo di 7 anni morto al civico di Palermo dopo un'operazione al cuore ad aprile, inchiesta interna e ispezione della regione. Divieto di balneazione all'Isola Bella di Taormina, rilevata la presenza di un'alga tossica. Anche oggi la Sicilia tormentata dai roghi, nell'Agrigentino fermato un piromane e i vigili del fuoco confermano: da noi quasi tutti gli incendi sono causati dalla mano dell'uomo. Rosalia, culto e devozione nell'Agrigentino, fino al 25 nella città dei templi una mostra dedicata alla santa più amata dai siciliani. Calcio, il Catania eliminato dalla Coppa Italia, 2-1 per la Carrarese il risultato, ma la questione va oltre il campo. Il problema dei tesseramenti deve essere risolto entro venerdì 9. E il Catania Beach Soccer è in finale per lo scudetto. Si giocherà il titolo con il Pisa dopo aver battuto in semifinale il Catania FC nel derby etneo. Bentrovati. Etna inquieto, ennesima eruzione dal cratere Voragine con spettacolari fontane di lava e cenere fino a 10 km. Pioggia di lapilli e sassi su Zafferana, ingenti i danni. Il sindaco Russo, sentirete, siamo disperati. Tonino De Mana. Croce e delizie, amore e odio. Ha deciso di regalarsi un'altra domenica da copertina per la gioia dei turisti e per la disperazione di cittadini e amministratori locali. È scatenato l'Etna con un'imponente eruzione annunciata qualche ora prima dall'aumento del tremore vulcanico, con spettacolari fontane di lava ed una nube di cenere alta 10 km visibile da mezza Sicilia e dalla lontana Calabria. Ancora una volta protagonista il cratere Voragine alla quinta eruzione in meno di un mese. L'episodio ha interessato questa volta il versante orientale del vulcano a causa di venti che soffiavano verso est-sud-est. In particolare c'è stata un'ampia ricaduta di materiale piroclastico, di lapilli anche grossolani di 3-4 cm nella zona fra Sant'Alfio, Fornazzo, Zafferana. Si aspettava la pioggia ed è arrivata un'altra pioggia inaspettata ed indesiderata. Erano le 5 del mattino, ho sentito forti boati e tantissimi rumori, pensavo fosse grandine e invece erano pietre che cadevano dal cielo e hanno letteralmente distrutto il lunotto della mia macchina. Le lapilli di questa mattina erano grosse come castagne. Sono 2-3 centimetri di terra coperti. Essere svegliati alle 4:30 di notte, siamo stanchi. Qualcuno è corso ai ripari per cercare di salvare lunotti e parabrezza, altri hanno invece utilizzato mezzi di fortuna per proteggersi. Strade, piazze, balconi, terrazze anneriti ed umore nero anche per il sindaco di Zafferana. Siamo disperati perché ancora una volta siamo stati colpiti dai fenomeni dell'Etna. Obiettivamente la situazione è diventata difficile, non ce la facciamo più. Il fenomeno è costantemente monitorato dall'INGV, mentre a Giarre sindaci ed amministratori locali si sono riuniti per affrontare l'emergenza e per lanciare l'ennesimo grido d'aiuto. Ed è una nuova giornata di passione naturalmente all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che è rimasto operativo, ma a causa della caduta di tutta quella cenere dell'Etna ha dovuto rimodulare le attività con una riduzione degli arrivi a 6 voli all'ora.
e inevitabili ripercussioni anche per le partenze. Come si vede dalle immagini, tanti viaggiatori in attesa del proprio volo seduti alla meno peggio. Alcuni sono comprensibilmente arrabbiati, altri delusi o con un forte senso di impotenza. Molti voli sono in ritardo, come vedete, qualcuno cancellato o dirottato a Palermo oppure a Comiso, lunga fila anche per arrivare in aerostazione. L'unità di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la società di gestione dello scalo invita naturalmente i passeggeri a verificare con la compagnia aerea la situazione del proprio volo. 2 migranti sono morti malgrado i soccorsi della Guardia Costiera di Siracusa, intervenuta in aiuto di una imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi che stava affondando a 17 miglia dalla costa. Durante il trasbordo alcune persone sono finite in acqua, in 34 sono state recuperate e fatte salire sulla motovedetta e trasferite in porto. Tra le persone soccorse purtroppo una è morta all'arrivo in banchina, una seconda dopo essere stata trasferita in ospedale. Sono in corso le ricerche in mare di una terza persona, un disperso. Intanto a Pozzallo sono sbarcati altri 21 migranti e i rifugiati attualmente ospitati nelle 2 strutture della zona sono poco meno di 300. A Cinisi un muratore in pensione è caduto da un'altezza di 5 metri mentre effettuava alcuni lavori in casa. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia, ma è in gravissime condizioni. Il calvario di Christian, un bimbo di 7 anni morto ad aprile all'ospedale civico di Palermo dopo un'operazione al cuore, avviata un'indagine interna, un'ispezione anche della regione. Sentirete il dolore, la rabbia dei genitori. C'erano pochi medici e pochi infermieri. Marco Gullà. Inchiesta interna all'ospedale civico di Palermo per la morte del piccolo Christian, 7 anni, deceduto dopo un'operazione al cuore e un calvario durato mesi. L'assessore regionale alla salute Giovanna Volo ha inviato gli ispettori per fare luce su cosa è successo all'ospedale civico. Il bambino era stato operato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica gestito dal Policlinico milanese San Donato ed è morto dopo un calvario durato 5 mesi. I genitori di Christian hanno puntato il dito contro il nosocomio perché nel momento della morte non era presente neanche il medico di guardia, solo un infermiere. Secondo la coppia, inoltre, il personale medico e infermieristico era disattento, poco professionale, poco interessato al paziente ed inesperto. La convenzione che l'ospedale civico ha stipulato con il San Donato prevede che il Policlinico milanese invii i propri cardiochirurgi pediatrici 2 volte al mese per operare i pazienti siciliani, affiancati comunque dai giovani cardiochirurgi del civico che non possono ancora intervenire come primi operatori. Eppure, ha detto il padre di Christian, non abbiamo mai visto né parlato con nessuno dell'equipe del San Donato. Dolore inguaribile, come quello che provano i genitori del piccolo Enrico, annegato nella piscina di casa sua, nella borgata marinara di Sferacavallo. Ieri il piccolo avrebbe dovuto festeggiare i suoi 3 anni e invece, per un tragico incidente, domani ci sarà il suo funerale. Ancora roghi e rifiuti a Palermo, in piena emergenza immondizia. Allo Zen è stata un'altra notte di incendi. Nonostante tutto, però, voli in aumento dei turisti verso Palermo per le vacanze estive. Marco Gullà. Ancora una notte di roghi, di incendi, di spazzatura data alle fiamme. Quartiere Zen di Palermo, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme scoppiate tra i cumuli di spazzatura abbandonati per strada. Roghi sono stati segnalati nelle vie Rocchi Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi. Nonostante doppi turni e le ditte esterne, la città continua ad annaspare tra i rifiuti, soprattutto in periferia. Situazione delicata anche nel quartiere di Tommaso Natale. Il presidente della RAP però spera di accelerare nella raccolta delle tonnellate di immondizia per strada e presentare la città con decoro nella settimana di Ferragosto, considerato che tantissimi turisti hanno scelto il capoluogo siciliano per le vacanze estive. Una sorta di paradosso, perché nonostante Federalberghi lancia l'allarme sulla fuga dei turisti a causa anche dei rifiuti, secondo i dati raccolti dal gruppo Alma Wave, le prenotazioni per voli ad agosto verso l'isola fanno segnare un aumento rispetto allo stesso
stesso mese dello scorso anno. Su Palermo le ricerche voli per agosto sono in aumento del 20% rispetto al 2023 e del 73% rispetto al 2019. Restiamo a Palermo, ancora movida violenta, le strade del mercato della Ucciria e la piazza Fonderia alla Cala si sono trasformate in un ring a cielo aperto dove a tarda notte si sono affrontati alcuni gruppi di giovanissimi. La rissa ha coinvolto una decina di persone e ad avere la peggio è stato un ragazzo arrivato al pronto soccorso del civico con la mandibola rotta. Apparizione a sorpresa di Kevin Costner a Taormina. Dopo aver fatto in barca il giro delle Eolie, il celebre attore americano è stato notato in questo negozio di antiquariato. In giornata il premio Oscar partirà per Berlino, dove presenterà il suo nuovo film. Intanto, sempre a Taormina, è partito il divieto di balneazione all'Isola Bella. La decisione del sindaco dopo le analisi dell'ARPA, l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente, che hanno individuato un'alga tossica. Francesco Triolo. Alghe in quantità superiore al limite consentito all'Isola Bella e così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, fa scattare il divieto di balneazione. La nota dell'ARPA è stata inviata il 24 luglio con la comunicazione che nel campione di acqua di mare prelevato il 22 luglio è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis ovata superiore al valore limite di 30.000 cellule per litro, che in questi casi fa scattare la fase di emergenza relativa al fenomeno delle fioriture algali durante la stagione balneare. Il divieto di balneazione nel tratto di mare dell'Isola Bella resta in vigore fino a nuove comunicazioni e di ARPA Sicilia e successive determinazioni del comune. L'alga rinvenuta, potenzialmente tossica, vive comunemente nelle acque calde dei mari tropicali sulla superficie di alghe rosse e brune, ma ha trovato condizioni climatiche ottimali di sviluppo anche nelle acque del Mar Mediterraneo, comprese molte aree costiere italiane, caratterizzate da coste e fondali a prevalente natura rocciosa. Durante la fioritura la microalga può rilasciare una tossina che ha effetti, anche se temporanei, sulla salute umana e può manifestare i suoi effetti attraverso l'inalazione dell'aerosol marino, l'ingestione o il contatto con l'acqua di mare. Le sintomatologie sono generalmente ascrivibili a disturbi respiratori come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti e congiuntiviti, talvolta anche febbre, nausea, vomito e dermatiti da contatto. Incendi a catena, anche oggi Sicilia martoriata dai roghi dopo i 27 che ieri hanno impegnato forze eccezionali, da Linguagrossa a Corleone, 27 ieri. Oggi nell'Agrigentino è stato fermato un piromane e i vigili del fuoco confermano, da noi quasi tutti gli incendi sono causati dalla mano dell'uomo. Orazio Longo. L'ultima notizia è che un 62enne di Montevago è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Sciacca perché sorpreso a incendiare un'area di campagna a Santa Margherita di Belice nel Trapanese. Ma non è un caso isolato, piuttosto questo conferma che la stragrande maggioranza dei roghi, che anche oggi vede la Sicilia martoriata dalle fiamme dopo i 27 interventi di sabato da Linguagrossa a Corleone, è di matrice dolosa. Gli incendi boschivi sono quasi tutti dolosi, anzi diciamo che sono la maggior parte dolosi, causati dalla mano umana, soprattutto quando non ci sono condizioni che ti possono fare capire che ci possa essere l'autocombustione, dove ci sono forti venti di scirocco, temperature oltre 45 gradi, è un incendio doloso. Ma come ve ne accorgete? Ce ne accorgiamo se troviamo l'innesco, possiamo capire da dove è partito, quello sì, perché c'è sempre un inizio e una fine di un incendio. Ma qual è il guadagno dei piromani nel dare fuoco alle campagne? Dove potrebbe essere un terreno edificabile, possibilmente la mente gli fa dire che disboscando completamente, diciamo, la strada sarebbe più breve. Ma qual è l'identikit del piromane? Possono essere ragazzini, persone più grandi, o perché si vogliono pulire i terreni, o perché ce l'hanno con il vicino, o perché c'è tanta sterpaglia per strada. Siamo alla crisi idrica, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, pesanti disagi in vaste zone. A Caltanissetta c'è chi ha i rubinetti a secco anche da un mese. La Confederazione dell'Artigianato, la CGA di Mestre, lancia l'allarme: rischio desertificazione per il sud. Orazio Longo. C'è chi beve poco, c'è chi invece rischia di morire di sete.
come i residenti di contrada Fontanelle a Caltanissetta che da 30 giorni non ricevono una sola goccia d'acqua, come i cittadini di Agrigento che si sono ritrovati con la solidarietà anche del vescovo in più di 2000 a protestare contro l'inadeguatezza della gestione delle strutture dell'emergenza, mentre il sindaco vieta, riprendendo il vademecum della regione, di lavare marciapiedi, piazzali e auto o innaffiare orti e giardini con acqua potabile. Nella città dei Templi il 52% del prodotto acqua si perde e il primo cittadino annuncia per l'autunno l'avvio dei lavori per rifare la rete idrica. Ci vorranno 2 anni, forse, per completarla. Intanto, come a Agrigento, l'intera Sicilia si trova a dover fare i conti con una situazione di emergenza epocale che è esplosa in quest'estate torrida, con a corredo però 50 anni di gestione inadeguata degli impianti. Da Enna a Messina, da Palermo a Siracusa. Quando ci sono stati si è trattato di rattoppi e micro interventi che come risultato vedono oggi lo spreco, strada facendo, di metà dell'acqua che passa dalle tubature vecchie. Lo dice la CGA di Mestre, la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, che nello studio presentato nei giorni scorsi parla addirittura di rischio di desertificazione. Dalle città alle campagne a soffrire pesantemente sono anche gli agricoltori e gli allevatori. La Regione ha stanziato 2,5 milioni per potenziare le risorse idriche nel capoluogo. Trapani è la più virtuosa tra le 9 province isolane. Ma certo, tutto questo non basta a far sorridere chi sta boccheggiando. Andiamo a Catania, in penna sulle 2 ruote sulla tangenziale nei pressi dello svincolo di Gravina, mettendo in pericolo gli automobilisti. Manovre azzardate, eccole qua, che sono state riprese in questo video diventato virale in poche ore. Il giovane è stato identificato, per lui una multa di 1.000 euro e 9 punti in meno sulla patente. Guardatelo com'è divertito. La moto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi. Rosalia, culto e devozione nell'Agrigentino è il titolo della mostra dedicata alla santa più amata dai siciliani. Sarà possibile visitare l'esposizione fino a domenica 25. Davide Sardo. Ad Agrigento, al polo espositivo del Mudia, nella chiesa di San Lorenzo in via Atenea, è stato inaugurato un percorso mostra con documenti d'archivio, testi a stampa, dipinti, sculture, gioielli, argenti e altri preziosi manufatti sul culto e sulla devozione legati alla santa più amata dai siciliani, Rosalia. La mostra percorso propone una visione d'insieme sulle città e chiese che hanno avuto e hanno ancora una profonda devozione verso la Santuzza. La parte centrale della mostra è dedicata alle 3 comunità che in diversi modi sono legate alla presenza di Rosalia, Bivona, Racalmuto e Santo Stefano Quisquina, e sono state selezionate anche opere provenienti da altre comunità del territorio agrigentino. Ci prepariamo a diventare capitale della cultura, noi facciamo cultura attraverso tutto il patrimonio che abbiamo sempre, quindi anche questa si inserisce per far capire come questo spazio, come questo luogo, come la diocesi contribuisce e può contribuire a dare sviluppo al territorio. La particolarità di questa ricostruzione è il riconoscere la presenza di questo culto prima del ritrovamento delle ossa a Monte Pellegrino, e quindi un forte legame che lega Rosalia alla Quisquina, a Bivona e a Racalmuto. Un percorso mostra dinamico, infatti le opere che sono in mostra sono beni per il culto e rientreranno nelle comunità di provenienza anche durante la mostra in occasione della festività liturgica del 4 settembre, riservando spazio ad altre opere provenienti dalle altre comunità della diocesi. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la sconfitta e i problemi del Catania, ma anche il beach soccer. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania perde con la Carrarese in Coppa Italia e viene eliminato, ma l'attenzione resta tutta sulla questione fideiussioni e sul problema dei tesseramenti. Marco Carli.
Non era certo l'avvio di agosto che i tifosi del Catania si aspettavano. La partecipazione alla Coppa Italia Maggiore doveva essere una celebrazione, quasi una festa di inizio stagione, invece si è tramutata in un weekend nero per la nota questione dei tesseramenti che ha impedito a Toscano di schierare tutti i nuovi acquisti a Chiavari, dove a fine gara si sono registrati alcuni tafferugli fra i tifosi etnei e toscani. La sconfitta passa quasi in secondo piano, almeno sul campo. I reduci, fra cui alcuni giocatori in partenza, hanno tenuto botta perdendo solo al 90° per questa rete di Cerri. Voglio ringraziare i ragazzi che sono andati in campo che ci hanno dato grande disponibilità. Poi la partita dal punto di vista tattico va in secondo piano. In avvio di ripresa gli altri 2 gol dell'incontro che Rubini porta in vantaggio i toscani, Popovic pareggia su assist di Chiricò. Ma come detto le attenzioni sono rivolte ad altro e alla data del 9 agosto quando si deve risolvere il caso Fidei Ussioni. I fondi dall'Australia sarebbero stati trasferiti e si deve sapere con che ruolo il Catania parteciperà alla prossima stagione. Uno scenario che tiene in ansia i tifosi e che è anche figlio degli errori compiuti sul mercato la scorsa stagione. Tocca alla proprietà dare un segnale. Sono arrabbiato con questa situazione perché non me l'aspettavo. Ho fatto delle scelte importanti per essere allenato del Catania e ne sono orgoglioso. So che la società si sta adoperando a 360 gradi per poter dare la possibilità di intraprendere dal 9 una strada ben precisa per iniziare a capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. E siamo alla beach soccer, una partita dalle grandi emozioni, la semifinale scudetto fra Catania Beach Soccer e Catania FC. Vincono i primi all'overtime e sfideranno il Pisa in finale. Marco Carri ancora. Ancora una volta in finale il Catania Beach Soccer si conferma grande protagonista dello sport sulla sabbia, ma anche il Catania FC non sfigura e dopo la vittoria in Coppa Italia porta l'altra squadra etnea al supplementare nel derby che assegna un posto nella finale scudetto. Alla fine, alla meglio, all'overtime il Catania Beach Soccer 7-6 il punteggio finale e adesso affronterà il Pisa. Sotto di 3 reti la squadra allenata da Fabrizio Santos non ha mai mollato concretizzando la rimonta al supplementare con la rete di Be Martins. Ma come detto la semifinale certifica anche la grande stagione del gruppo guidato da D'Amico che si era portato in vantaggio col punteggio di 4-1 con Eudin protagonista. Siamo pressappoco a metà gara, ma nel secondo tempo con Catarino e nel terzo tempo regolamentare con le reti di Perciamontani e Giordani arriva la parità. Poi una guerra di tecniche e di nervi con anche 2 espulsioni che alla fine, come detto, premia il Catania Beach Soccer giunto alla 32esima finale della sua storia e la 6ª consecutiva in campo nazionale. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie e ancora buona domenica.